La chiesa dell'ex abbazia di Summaga si trova in comune di Portogruaro, provincia di Venezia, a circa 3 chilometri dal centro città, su una leggera altura rispetto al piano campagna. La fondazione del monastero benedettino di Summaga risale al X secolo e fu sicuramente voluta dai vescovi della vicina Concordia Sagittaria, che avevano giurisdizione ecclesiastica sul territorio. Tuttavia, alcuni studiosi anticipano di almeno un secolo la fondazione del cenobio. Sembra che inizialmente il monastero fosse sorto all'interno di una fortificazione che si era resa necessaria per far fronte alle continue incursioni degli Ungheri. In molti documenti e diplomi dei vescovi di Concordia si notano come testimoni i nomi degli abati di Summaga. Nel 1211 il vescovo di Concordia, Volderico, concesse a Richiero, abate di Summaga, la pieve di Cinto, per ampliare la chiesa e restaurare il monastero e sostentare i pellegrini che vi venivano accolti. Ancora nel 1294 il vescovo di Concordia, Jacopo, conferma all'abbazia i benefici concessi. La chiesa abbaziale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria di Summaga, ufficiata dai benedettini, era riconosciuta come parrocchiale, ma soppresso il monastero nel XV secolo, questo passò in commenda. Nel 1585 il commendatario Agostino Valier, vescovo di Verona, pensò di istituire per Summaga un vicariato perpetuo con una comoda abitazione per il vicario. Forse è a questo periodo che risale la costruzione o ristrutturazione dell'edificio in prossimità della chiesa. Tra i commendatari di Summaga ci fu anche il vescovo Carlo Rezzonico, che divenne pontefice con il nome di Clemente XIII e che fece restaurare la chiesa nel 1760, come attesta una lapide. Il nipote del Papa, Carlo Rezzonico, divenne vescovo di Concordia, Portogruaro, e fu l'ultimo abate commendatario. Alla sua morte, nel 1799, l'abbazia fu soppressa. Degli edifici che costituivano la medievale abbazia si documenta l'esistenza fino al XVI secolo, ma attualmente è rimasta solo la chiesa, più lunga rispetto al primo impianto medievale del IX-X secolo. La prima chiesa era sorta nei pressi di un sacello alto medievale, sopra il quale è stata costruita la torre campanaria. Nel sacello è conservato il ciclo di affreschi più antico della costruzione. Nella parte inferiore si vede una decorazione monocroma a velario con immagini allegoriche, simile a quella della cripta di Aquileia. Nella parte superiore sono raffigurate invece storie della salvezza: Eva, Abramo, il crocifisso, San Pietro, i simboli dei 4 evangelisti e l'agnello. Quando nel 1211 la chiesa fu ampliata e allungata verso la facciata, fu eseguito anche il grande affresco dell'abside centrale, opera di Giovanni, pittore di origine veneta. Nella parte superiore si trova la Beata Vergine Maria in una mandorla, sorretta da 4 angeli e contornata da 2 personaggi biblici. Nella parte centrale sono invece rappresentati Gesù Cristo con i 12 apostoli. Ancora nella parte inferiore si vede la parabola evangelica delle donne stolte e le donne sagge. Gli affreschi delle pareti e delle donne sono dedicati a vari santi e sono stati eseguiti nei secoli successivi. Nel XVI secolo è stato dipinto l'affresco della donna vestita di sole nel pilastro absidale sinistro. All'epoca della commenda risalgono invece alcuni dipinti su tela eseguiti per gli altari laterali, mentre gli affreschi venivano progressivamente coperti da intonaco. Nel corso del XX secolo sono stati recuperati gli antichi affreschi e sono state reintegrate le linee romaniche della struttura interna della chiesa.